1 Corinzi capitolo 9. L'Apostola tenorerite e vivere in due ministeri. Non so forza liberi, non so forza un'apostola, non ha già voluto il Signore nostro Gesù Cristo. E voi, non siete proprio di voi l'opera tutta la fatica mia in tuo servizio del Signore. Si lade non mi vogliono accettare come apostola, per voi invece io sono un apostolo certamente. Proprio perché voi credete in Cristo, questa è una prova che io sono apostolo. A chi che mi sta criticando, io voglio rispondere così. Non diciamo pure noi ore ritte e mangiare e vivere. Non diciamo pure noi che l'ore ritte e portare con noi una moglie che crede combattendo tutta la dell'apostola e tutti i fratelli del Signore e pure Pietro. O forse su lì e Barnaba vi mi faticava per non mantenere. Quando mai un soldato si mette a servire in dall'esercito a spese sue? E chi si mette a chiandare un vignale? Non tengono ritte se mangia l'uva soia. E chi porta a pascere pecore? Soia, non sapeva forse latte che li pecore. Ma io non voglio portare a voi solo un esempio che sta vita vostra. Pure in da legge Mosè già sta scritto: non mettere a mussarola a chi lo vuoi che sta scugnando il grano. Forse Dio tiene apprensione tutti chi li vuoi. O parla invece proprio per noi. Io penso che parlasse proprio per noi. Che questa regola è stata scritta proprio per noi, perché chi zappa a terra e scogna il rana fa che questa fatica in da speranza e pure issa una parte che la raccolta. Noi siamo andati per voi. È bene che la vita e l'anima. Non ci sta perché se niente male, se noi recugliamo a voi, certi bene per il corpo nostro. Si lata tenere chi sta ritto in cuore a voi, tanto che lo teniamo noi. Ma non vogliamo usare chi sta ritto nostro, anzi siamo capaci di sopportare ogni short e iuve per l'uva a mezzo a voi ogni indubbio e che l'ha masciata lo Vangelo di Gesù Cristo. Chi va di grinda a chiesa, ha da avere rinda che la chiesa, tutta quella che serve a essa per campare. E chi si piglia cura tutti i sacrifici che si fanno in coppa all'altare, ha da avere una parte tutti i sacrifici. La stessa cosa da succedere a tutti quelli che portano il Vangelo, perché il Signore ha fissato a essa chi dura ritta e campare in da questa fatica. Io invece non ho voluto mai usare chi sura ritta e non vi scrivo per mi pigliare. Volesse piuttosto morire. Nessuno di voi vedi che è capace di morire a chi stuante. Perché non sono capace di mettere a spaccugnare per far conoscere la parola del Signore. Perché non posso fare a meno. E guai a me se io non predicasse il Vangelo di Gesù Cristo. Se avesse pigliato io questa decisione, sarebbe giusto che avesse pure una mesata. Ma proprio perché sono stato mandato a ruffare, facciamo solo dovere mia. Quale sarà perché esse chi lo companze mie? La soddisfazione per predicare Gesù Cristo, gratis, senza usare tutti gli ritti che mi la predicazione del Vangelo. Io sono libero e non sono schiavo di nessuno, ma con tutte queste mi sono fatto schiavo tutto quanto per portare innanzi a Cristo un numero sempre più grosso di persone. Quando sto fra la breia, io campo insieme con loro per portare Cristo alla breia. Io non sto sotto la legge di Mosè, ma campo come se in se stesso portare innanzi a Cristo tutte quelle che stanno sotto a quella legge. Quando invece mi trovo mezze persone che non conoscono quella legge, io mi metto a campo come a loro, senza tenere conto per portare a Cristo tutte quelle che non campano sotto a quella legge. Che se non vuol dire che potesse essere prive di tutte quelle obbligazioni che tengo in mezzo a Dio, anzi, sono sottomesso a quella legge di Cristo. E a così, con tutte quelle che sono debolute in da fede, pure mi metto a campo come se pure fosse debolute, per portare innanzi a Cristo tutte quelle che faccio per il Vangelo e quelle che avevo pure io. Siamo cullate, tutte quelle che esse promette. Esortazione. Non sapete voi che in una competizione sono sempre parecchi quelli che corrono? Uno solo invece è quello che arriva per prima e si piglia il premio. Mettetevi a correre pure voi, se volete ottenere quello premio. Sapete pure che tutti quelli che corrono, prima si mettono a fare una corsa per avere un premio, si sottomettono a una disciplina assai tosta. E tutti quelli che accettano di ottenere una corona che assai impressa, a passesce, noi invece facciamo tutte queste per ottenere una corona che durerà per sempre. E proprio per questo io mi comporto come uno che corre per arrivare a una meta e come uno che non vota pugni a vacante. Mi sottometto a una disciplina assai tosta e mi sforzo per mi dominare, per non essere buttato fuori proprio Dio, che ha giù predicato o Vangelo a tutte le latte.